gioia che ho, il mondo non mi donò. La gioia che ho, il mondo non mi donò. La gioia che ho, il mondo non mi donò. Il mondo no, il mondo non mi donò. La pace che ho, il mondo non mi donò. La pace che ho, il mondo non mi donò. La pace che ho, il mondo non mi donò. Il mondo no, il mondo non mi donò. Il sorriso che ho, il mondo non mi donò. Il sorriso che ho, il mondo non mi donò. Il sorriso che ho, il mondo non mi donò. Il mondo no, il mondo non mi donò. L'amore che ho, il mondo non mi donò. L'amore che ho, il mondo non mi donò. L'amore che ho, il mondo non mi donò. Mondo no, il mondo non mi donò. Questo Gesù che ho, il mondo non mi donò. Questo Gesù che ho, il mondo non mi donò. Questo Gesù che ho, il mondo non mi donò. Il mondo no, il mondo non mi donò. La gioia che ho, il mondo non mi donò. La gioia che ho, il mondo non mi donò. La gioia che ho, il mondo non mi donò. Il mondo no, il mondo non mi donò. La gioia che ho, il mondo non mi donò. La gioia che ho, il mondo non mi donò. La gioia che ho, il mondo non mi donò. Il mondo no, il mondo no, il mondo no, il mondo no, il mondo no. Non mi donò. Non mi donò. Amen, alleluia. Padre nostro in cielo, il tuo nome è santo, il tuo regno venga su di me. La tua volontà si compia, come in cielo sulla terra. Il tuo pane dona oggi a me. Padre nostro in cielo, il tuo nome è santo, il tuo regno venga su di me. La tua volontà si compia, come in cielo sulla terra. Il tuo pane dona oggi a me. Perdona ogni mio peccato, perché io possa perdonare.
e salvarci da ogni male. Questa è la mia preghiera, a te appartiene il regno, la gloria e la potenza. Questa è la mia preghiera, a te appartiene il regno, per sempre amen. Padre nostro in cielo, il tuo nome è santo, il tuo regno venga su di me. La tua volontà si compia, come in cielo sulla terra. Il tuo pane dona oggi a me. Perdona ogni mio peccato, perché io possa perdonare. Proteggi dalla tentazione e salvarci da ogni male. Questa è la mia preghiera, a te appartiene il regno, la gloria e la potenza. Questa è la mia preghiera, a te appartiene il regno, per sempre amen. Questa è la mia preghiera, a te appartiene il regno, la gloria e la potenza. Questa è la mia preghiera, a te appartiene il regno, per sempre amen. Per sempre amen. Per sempre amen. Oh, alleluia. Gloria al tuo nome, Signore. A te appartiene il regno, la potenza, la gloria, la maestà, la signoria. Sei così maestoso, così glorioso, così amoroso agli occhi miei. Son qui per adorare. Alleluia. Sono qui per dirti, Signore, sei così maestoso, così glorioso, così amoroso agli occhi miei.
Vogliamo ringraziare il Signore per questo culto di questa mattina. Il messaggio di questa mattina che il Signore ha messo nel mio cuore, che voglio condividere con voi, si trova in Esodo al capitolo 20. Quando noi leggiamo l'Esodo al capitolo 20, quando io annuncio Esodo capitolo 20, dovremmo capire un po' di quello che stiamo parlando. Cosa si trova in Esodo capitolo 20? Chi ha una dimestichezza nella scrittura, diciamo almeno da 1 anno, 2 anni nella fede, dovreste sapere cosa si trova in Esodo 20. Cosa si trova in Esodo 20? Le tavole della legge, i 10 comandamenti. Dio diede i 10 comandamenti. Ora, quello che voglio sottolinearvi è che i 10 comandamenti non sono stati annullati, ma i 10 comandamenti sono basilari nella vita di un credente. Gesù non è venuto ad abolire la legge, ma cosa dice in Matteo capitolo 5 versetto 17? Io non sono venuto ad abolire la legge, ma sono venuto per adempierla. Gesù non ha abolito i 10 comandamenti, ma sai, erano per un tempo: non amare, non uccidere, non commettere adulterio, non fornicare. Tutti questi comandamenti erano per un tempo, perché poi Gesù comunque è venuto e ha cambiato. No, assolutamente no. Dio è lo stesso ieri, oggi e in eterno, non cambia, non muta. Ma in questo passo di Esodo capitolo 20 voglio leggere qualcosa che a voi che ai più sfugge. Perché noi conosciamo la parola di Dio e più delle volte ci restiamo semplicemente con quello che ci viene predicato, con quello che ci viene insegnato la domenica dal pastore, dal predicatore, ma non andiamo poi a approfondire la parola di Dio. Ma Dio ti ha chiamato ad approfondire la scrittura. Quanti hanno una Bibbia? Quanti hanno 2 Bibbie? Quanti ne hanno 3, 4? Adesso ci sono più di 10, 15 versioni, forse anche di più. Io ne ho tantissime versioni, però stanno lì a prendere polvere. Aspettiamo che il pastore la domenica o chi per esso ci predica il messaggio, ma poi non andiamo a avere il nostro rapporto personale con il Signore, la nostra lettura quotidiana, ciò che lo Spirito Santo mi rivela. Io ringrazio il Signore per gli studi, per gli insegnanti, per la scuola biblica, per i corsi biblici che ho fatto, ne ho fatto tantissimo, ma vi posso dire che quello che lo Spirito Santo ti rivela nel segreto non c'è nessun uomo che te lo rivela, perché lo Spirito Santo è il miglior insegnante che c'è. Ogni insegnante si porta dietro, ognuno si porta dietro l'insegnamento che ha ricevuto dal suo pastore, il pastore del suo pastore o dall'insegnante della scuola, ma noi dobbiamo fare attenzione a quello che ci viene detto. Dobbiamo valutare ogni cosa alla luce della parola di Dio. Dobbiamo avere il nostro rapporto con il Signore. Voglio dirti questo, che un giorno tu ti troverai da solo davanti a Dio. Non sarò io dietro a te, ma il pastore diceva così: tu ti troverai davanti a Dio. Sapete la legge italiana, ma credo che sia una legge internazionale, cosa dice? Che la legge non ammette ignoranza. E sapete cosa dice la parola di Dio? In Osea al capitolo 6: il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza. Perisce è un termine terribile. Putrefare, cioè si perde, diventa, e non sta parlando di persone che non conoscono il Signore, dice il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza. Ora voglio portarvi insieme con me a questo passo della scrittura che lo Spirito Santo ha messo nel mio cuore. Vi dico subito che fino a ieri non ricordo l'ora, ma io di solito al venerdì mando già il messaggio, il titolo del messaggio che il Signore ha messo nel mio cuore, a Mariana, perché lei poi prepara la locandina, eccola lì. E io non sapevo ancora, ho detto a lei, guarda, perché sono stato molto impegnato, ci sono state diverse situazioni da affrontare, quindi non ho avuto il tempo di andare ai piedi del Signore, andare con Lui, spendere il mio tempo a dire: Signore, che cosa dovrò condividere domenica con la Chiesa? Perché io desidero non aprire la Bibbia e dire qualcosa, io desidero che viene una parola dal tuo trono, perché una sola parola che viene da te è capace di trasformare il nostro giorno.
Più di 10.000 parole insegnate da un uomo, anche da una persona che ha una preparazione biblica dottrinale, che sia un teologo. Quello non cambia la tua vita. Quello che cambia la tua vita è qualcosa che scende dal cielo. Ogni giorno la manna scendeva dal cielo, ogni giorno. E quando la manna qualcuno la voleva conservare, che cosa succedeva? Che periva. Allora noi abbiamo bisogno, Padre nostro, dacci oggi il nostro pane quotidiano. Il messaggio di questa mattina deve essere fresco per te e io non lo posso preparare 2 giorni prima. E allora dico, Signore, manda la parola che viene da te, dal cielo, e aiutami a predicare come tu vuoi, che non aggiunga nulla del mio, se no la guasto la parola. E allora avevo detto a lei, scrivi culto di adorazione, vero Maria? Poi dopo lei nel pomeriggio mi ha mandato un messaggio e mi ha detto, nel tardo pomeriggio, nel pomeriggio non ricordo, ma mi ha detto, pastore, non ti preoccupare, perché se tu dovessi avere il titolo, mandamelo, perché io poi subito lo metto e lo mettiamo su Facebook. Appena me l'ha detto, il Signore mi ha rivelato questo: costruisci il tuo altare. Costruisci il tuo altare. Quanti sanno che l'altare individuale è personale? Costruisci il tuo altare. Andiamo alla parola di Dio. Capitolo 20, leggeremo dal 24 al 26, per questione di tempo, però vi consiglio di leggerlo a casa. Questa è la fine del capitolo 20 che Dio dà i 10 comandamenti. E quindi in questi ultimi versi Dio dice, anzi dal versetto 23, non fate altri dei accanto a me, non vi fatevi dei d'argento né d'oro, ma fammi un altare di terra e su questo offri i tuoi olocausti, i tuoi sacrifici di ringraziamento, le tue pecore, i tuoi buoi, in qualunque luogo dove farò ricordare il mio nome. Io verrò a te e ti benedirò. E se mi farai un altare di pietra, non le costruire di pietre tagliate, perché se tu alzassi su di esse lo scalpello, le contamineresti. E non salire al mio altare per mezzo di gradini, affinché la tua nudità non si copra sopra di esso. Avevate mai letto questo passo? Vi eravate mai soffermati su quest'ordine comando che Dio dà? Dio dice innanzitutto, dopo, perché Lui sta parlando, se voi leggete i primi comandamenti, sapete a che età ho imparato io comandamenti a memoria, biblici e dall'antica Diodati? Avevo 7 anni e ho imparato a memoria i 10 comandamenti. 7 anni. Inculca nella testa del fanciullo la via che deve seguire, quando sarà grande non si dipartirà di esso. E io ringrazio il Signore che mi hanno portato alla scuola domenicale, gli insegnamenti della scuola domenicale. A 7 anni ho imparato i 10 comandamenti a memoria. Non farti scultura né immagine alcuna, né di cose che siano in cielo né di sotto le acque, non adorare quelle cose, perché io sono un Dio geloso che visito l'iniquità dei padri fino alla 3ª e alla 4ª generazione di quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. Non farti scultura alcuna, né immagine alcuna, né di cose che siano in cielo e sotto le acque. Chi visita la mia pagina su Facebook ha potuto vedere quello che ho messo l'altro ieri, o ieri non ricordo. Venerdì mattina sono stato all'ospedale di Vicenza con mia figlia Deborah ed ero là fuori a aspettarla, e dove ero seduto io mentre l'aspettavo nel parcheggio dell'ospedale di Vicenza, nella zona vecchia dell'ospedale, c'era una panchina, io mi sono seduto lì e davanti a me c'era una statua grande, non voglio dire chi è, non importa, era una scultura. Su questa scultura grande, alta, altezza di un uomo, forse anche più grande, c'erano appese tante crocifissi di quelli che fanno il rosario, con tutte quelle palline, ma tanti.
al collo suo. E mentre ero lì seduto, una signora si è avvicinata, la potete vedere nella foto che poi l'ho oscurata perché non possiamo. Io sono stato lì un'ora ad aspettare e nel giro di un'ora si sono avvicinate 6 persone con molta umiltà, con molta descrizione. E si sono avvicinati, l'hanno toccato, hanno baciato, fatto il segno della croce, stavano lì così vicino e ognuno di loro parlava, credo, nel loro cuore. E io ero lì che da bambino, all'età di 7 anni, mi è stato insegnato di non farti scultura, né immagine alcuna, né di cose che siano in cielo, né sotto le acque, non adorare quelle cose, non prostrarti davanti a tale cose. Questa cosa mi suscitava in me di alzarmi e dire: Signore, vorrei parlarli, ma lo Spirito Santo me lo ha vietato. Un po' come è successo al pastore Gennaro Chiocca. E mi è arrivata una voce: non permetterti, stai in silenzio e prega. È stata una bella tirata di orecchie. Chi sei tu? Sono io che visito i cuori. Questa predicazione sta andando, non sapete neanche dove arriva. Chi sei tu? Sono io che visito i cuori. Fatti un altare di terra. Gli altari erano abituati, Dio non desiderava altari pomposi, fatti da un culto attraente e falso. L'altare che piace al Signore non è fatto di pietre scolpite e di modelli degli uomini, ma da pietre vere, pietre differenti l'uno dall'altra. Dio desiderava che fossero accostate vicino l'uno all'altro nello stesso grezzo che erano state create da Dio. Questo è l'altare che piace al Signore. Noi non possiamo scalpire le pietre e farle come a noi piacimento. Noi pastori a volte diciamo: ma tu devi essere così, ma tu devi essere colà, ma tu devi agire in questa maniera, e stiamo scalpellando le pietre che Dio ci ha dato. E cosa dice la Scrittura? Ascoltate bene. Non mi fai un altare di pietre, non lo costruirai con pietre tagliate, perché se tu alzassi su di esse lo scalpello, tu le contamineresti. L'opera è dello Spirito Santo. L'opera la fa il Signore. Noi non siamo chiamati a cambiare le vite delle persone. Noi non siamo chiamati a pulire i pesci, noi siamo chiamati a pescare i pesci. Ma chi li pulisce è lo Spirito Santo. Non siamo noi che li puliamo. Non siamo noi in grado di cambiare nessuno, perché non siamo in grado di cambiare nemmeno noi stessi. Se non fosse per la potenza dello Spirito Santo e per le compassioni del Signore che si rinnovano ogni giorno, noi saremmo rovinati. Non so voi, ma io sì. Sarei rovinato. Ogni pietra rappresenta un credente e noi siamo pietre viventi, dice l'Apostolo Pietro. Noi pietre viventi accostiamoci con piena fiducia al trono della grazia. Siamo pietre viventi. E dice, qui abbiamo letto, non farlo in alto. Stai terra a terra. Stai con i piedi per terra. Ma sai, io ho una conoscenza biblica, ho 50 anni che studio la Bibbia, io ho una conoscenza biblica, fratello, ma sai tu, ma tu non sai. Stai a terra, stai terra a terra, fammi un altare di terra. E attenzione, dice qui, bellissimo quello che dice qui, e non salire il mio altare per mezzo di gradini affinché la tua nudità non si veda. Quelli che costruivano altare, che non era il popolo di Dio, che erano i pagani, sapete dove facevano i loro altari? Negli alti luoghi, i luoghi alti.
perché loro pensavano che più alto era l'altare, più alto era più vicino a Dio. Vi ricordate perché Dio scese quando ci fu la torre di Babele? Volevano arrivare dove? A Dio. A volte ci sono uomini che innalzano certi altari, hanno titoli. Io conosco alcuni che sono presidente della federazione evangelica tale e tale, apostolo di 5 chiese, ministro di questo, pastore di quest'altro, pastore di quell'altro, 6-7 titoli, professore insegnante di teologia alla scuola, 7 titoli. Mamma mia, dico io, una presentazione del genere. Questi sono altari. Noi dobbiamo nasconderci. Questa mattina un fratello mi ha detto: sai Gianni, devo dirti una cosa, ti consiglierei, mi ha detto, quando mi piacciono gli articoli che tu scrivi, sono belli, però evita di scrivere Pastore Gianni Palma. Meglio che eviti, scrivi Gianni Palma. Prenderò nota. Lo scrivevo perché mi conoscono come tale. Ma ascoltate bene. Mi piace qui quello che dice il Signore e ci mancherebbe altro. Ci sono alcune cose che il Signore ci dice che non ci piacciono, è vero o non è vero? Quindi, però lo dobbiamo fare. Quando vai dal dottore e ti prescrive una medicina, ti piace fare quella medicina che ti dà? A volte anche amara. Però la prendi. O no? La prendi. Qui mi piace che il Signore dice: non fare altari accanto a me e non fatevi di argento né di oro, ma dice: tu fammi un altare di terra e su questo offri i tuoi olocausti. I tuoi olocausti. Fammi l'altare tu, i tuoi olocausti, i tuoi buoi, le tue pecore. Cioè, il nostro altare deve essere personale, individuale. Sono io che devo fare il mio altare al Signore, devo avere il mio rapporto con il Signore, devo avere il mio luogo di adorazione nella casa, dove c'è l'altare, in quella stanza dove io mi incontro con il Signore. I tuoi, i tuoi, i tuoi, i tuoi. A volte deleghiamo noi. Pregate per me, ma non abbiamo un rapporto con il Signore. Pregate per questo, ma non abbiamo un rapporto. Il Signore vuole te. Il Signore vuole te, vuole incontrare te. Anche il faraone delegava a Mosè: prega al Signore che toglie, vi ricordate? Quando ci furono anche le rane che invasero tutta la città, le rane erano dappertutto. Una delle piaghe, entrarono dappertutto, le avevano nelle dispense. Provate a immaginare la puzza che calpestavano le rane. Dio mandò le rane, erano dappertutto quelle rane. E lui chiamò Mosè e disse: per favore, prega a Dio che mi toglie queste rane dalle nostre case. E Mosè pregò e disse: quando vuoi che togliamo queste cose? Domani. Domani. A volte Dio ci chiama a togliere certe cose e noi diciamo: Signore, domani. Domani. Però stiamo vivendo nella puzza, stiamo calpestando certe cose che non dovremmo fare, però quando è? Domani. Domani. Ora voglio parlarvi di 5 altari, così velocemente, che è stato il primo ad innalzare altari, il primo che ha capito che bisognava alzare gli altari al Signore. E quest'uomo si chiama Abramo. Voglio parlarti dei 5 altari di Abramo. Ok? I 5 altari nella vita di Abramo rappresentano le varie fasi della sua crescita spirituale e di quella di ogni credente, di ognuno di noi. 5 altari lui innalza. Il primo altare è quello della promessa, che Dio gli fa una promessa. Dopo che Dio gli è apparso e gli fa una promessa, nel rivelarsi ad Abramo, Dio gli fece subito 7 promesse ad Abramo. Io sarò con te, io ti benedirò, io benedirò la tua nazione, io così. E subito dopo, che noi lo troviamo in Genesi capitolo 12, versetto 2 e 3, subito dopo Abramo innalza un altare al Signore. Quindi l'Iddio che mi ha fatto questa promessa, io innalzo un altare al Signore. Se Dio ti ha fatto una promessa e l'hai mai ringraziato con un altare, a dire: Signore, grazie per quello che tu mi hai detto, per quello che tu farai nella mia vita.
è un altare al Signore. Questo è il primo altare. Il secondo altare è l'intimità della comunione e dell'amicizia con Dio. Lui innalza un altare della comunione e dell'amicizia che lui ha con Dio. Gesù è il tuo migliore amico. C'è un cantico che noi cantavamo molti anni fa, quale amico in Cristo abbiamo. È bellissimo quel cantico, l'ho cantato un martedì sera. Quale amico in Cristo abbiamo? Ogni cosa a raccontare a Lui. Se gli amici ci hanno lasciato, Egli ci accoglierà, Egli ci prenderà. E qui in Genesi capitolo 12 al versetto 8 troviamo scritto: di là si spostò verso la montagna ad est di Betel e piantò le sue tende, avendo Betel a ovest e Ai a est, e là costruì un altare all'Eterno che invocò il nome dell'Eterno. Abramo costruì il secondo altare a Betel, luogo di stabilità e di comunione con Dio. Abramo stabilisce un altare per la comunione con Dio. Tu ed io dobbiamo stabilire un luogo dove dobbiamo incontrarci con Dio. Ce l'hai a casa tua un luogo dove ti incontri con Dio? Ce l'hai una stanza a casa tua? Qual è quel film che abbiamo visto, come si chiama? Ok, avete sentito? Perché io non lo ripeto perché... La stanza, no? Ecco, bellissimo quel film là. Se non l'avete visto vi consiglio di vederlo. La stanza segreta. Andare lì e pregare il Signore. Davide si fortificava nel Signore. Davide andava al Signore, non andava a destra, a sinistra a chiedere spiegazioni, correva di qua. Davide si fortificava nel Signore. Terzo altare. A Betel, Abramo ritrova il suo altare e decide di non tornare più indietro. Abramo cammina, lo troviamo in Genesi capitolo 13, versetto 3. Abramo vede quell'altare che aveva fatto al Signore e si ricorda le promesse che aveva fatto il Signore, e su quell'altare lui decide di non tornare più indietro, di quello che lui aveva vissuto, di quello che lui aveva fatto. Questo è il terzo altare che lui alza. Tutti questi altari sono molto significativi per la nostra vita e per la crescita spirituale. Fratelli, se vi sto predicando questo, c'è un motivo. Quarto altare. Altare della stabilità per ricevere le promesse di Dio. Altare della stabilità. Genesi capitolo 13, versetto 17 dice: levati, percorri il paese in lungo e in largo perché io lo darò a te. Si conferma la promessa del Signore. Confermandosi questa promessa del Signore, il versetto 18 dice: allora Abramo si levò le sue tende e venne ad abitare alle querce di Mamre, che sono a Hebron, e là costruì un altare all'Eterno. Abramo era abituato a costruire un altare al Signore. Abramo era abituato a stare ai piedi del Signore. Abramo era abituato ad andare al Signore a chiedere, benedirlo e lodarlo per tutte le cose che lui riceveva. Quanti altari innalziamo noi? Quanti altari innalzi nella tua vita? Per tutto quello che tu ricevi, tutto quello che noi abbiamo, non c'è dovuto nulla, è solo per la grazia di Dio. E dovremmo alzare un altare al Signore per tutto quello che noi riceviamo ogni giorno. Siete d'accordo oppure no? La vita è niente, fratelli miei. Quello che tu hai in un attimo può scomparire, può andare via. Andateglielo a dire a quelle persone che hanno avuto l'alluvione. Ho visto persone in quelle situazioni, ho sentito gente che ha detto: ho costruito una vita, ho lavorato. C'era chi aveva un'attività, ha detto: ho investito tutta la mia vita per farmi questo, e in un attimo scomparso ogni cosa, portato via ogni cosa. E Gesù ci aveva detto: non vi fate tesori sulla terra, ma fatevi i vostri tesori nel cielo. Signore, grazie per quello che tu ci doni ogni giorno, grazie per le attività, per chi ha un'attività, per chi ha un lavoro, per chi ha un impegno nel sociale, nella vita, per quello che fai. Ma ricordati, il tuo altare che tu devi fare lo devi ringraziare per quello che Lui ti dà ogni giorno, perché tutto quello che noi abbiamo proviene dalla mano di Dio. Solo il fatto che noi respiriamo questa mattina proviene dalla mano di Dio. Fatti un giro in ospedale quando stai male.
e vedi se non esce e ringrazi il Signore. Fatti un giro per ogni reparto. 5, l'altare più costoso di Abramo. Forse non c'era bisogno neanche di dirvelo. Qual è questo altare? L'altare del sacrificio. Altare del sacrificio è l'offerta del meglio di Dio che lui aveva al Signore. Dio guarda i nostri cuori. Dio conosce che posizione occupa lui nei nostri cuori. Dio gli aveva dato un figlio ad Abramo perché era il desiderio di Sara e di Abramo avere un figlio, e Dio glielo dà a un'età pazzesca, impossibile. Dio glielo dona, perché Dio quando si presenta ad Abramo, sapete come si presenta? Io sono l'Iddio onnipotente. C'è qualcosa di troppo difficile per me? No. Sara rise, ma anche Abramo rise. Come può una donna? Ma Dio l'ha fatto, perché Dio è potente da fare ogni cosa, qualsiasi cosa, Dio lo fa. E allora che cosa vede il Signore nel cuore di Abramo? Che Abramo amava questo figlio. E allora Dio gli dice qualcosa che ci fa riflettere. Portami tuo figlio in sacrificio sull'altare. Ma non si ferma qui. Dice portami colui che tu ami. Ha pesato. Gesù disse, chi ama padre o madre o figlio o figlia più di me non è degno di me. Dio non vuole che tu non ami tuo marito, non vuole che ami tua moglie. Dio non vuole che non ami i tuoi figli, sì. Pesa. Dio ti ha dato una compagna perché tu possa vivere in questa vita e possa combattere insieme a lei o insieme a lui quello che Dio ti ha dato da fare. È un dono. La parola di Dio dice beato chi ha trovato moglie. È un dono trovare una compagna nella fede. Io ringrazio il Signore per mia moglie. Ringrazio il Signore per le mie figlie. Ma prima di mia moglie, prima delle mie figlie, viene il Signore. E questo vale anche per mia moglie. Viene il Signore. Il Signore è il padrone. Cosa dice il salmista? Al Signore appartiene la terra e tutto quello che è in esso, il mondo e i suoi abitanti. Tutti appartengono al Signore. Mia moglie, mio figlio, mia moglie. A volte quando leggo certe espressioni, certe cose, no? Io vivo per te. Io vivo per te. Miei figli adorati. Non vi fate scultura né immagine alcuna. Sapete, ci sono alcuni che adorano i figli. Non adorano le statue, non adorano le sculture, ma si prostrano davanti ai figli e fanno quello che i figli decidono di fare, che dicono di fare. Prendono il primo posto, più del marito e più della moglie. Quanti di voi sanno che quando ci sono divorzi c'è la moglie che vuole i figli e non lo vuole dare al marito, e il marito vuole i figli ma non vuole la moglie? O viceversa? Avete sentito questo? Sì? Quante volte? Si ama più mio figlio, è uscito da me. Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la mente tua, con tutta l'anima tua e con tutto te stesso. La prima cosa è il Signore nella nostra vita. Un altare. Prendi ora tuo figlio, il tuo unico figlio, colui che tu ami, Isacco, e va nel paese di Moria. E là offrilo in olocausto sopra uno dei monti che io ti dirò. Così giunsero al luogo che Dio gli aveva indicato. E là Abramo edificò un altare e vi accomodò la legna. Ora provate a immaginare quando Abramo ha dovuto fare l'altare. Provate a immaginare, perché noi questa cosa la viviamo come un film. Ma lui ha camminato 3 giorni con suo figlio. E quando il figlio gli ha detto, ma papà, si parla che lui aveva forse adolescente,
dai 14 ai 17 anni, alcuni teologi dicono così, dice: ma papà, la legna l'abbiamo, il fuoco l'abbiamo, ma qua ci manca qualcosa ed è quello più importante, ma io non lo vedo, dov'è? Lo Spirito Santo lo guidò. Dio si provvederà al sacrificio. Questo è valso per migliaia di anni, perché Dio si è provveduto al sacrificio per ognuno di noi, che è Gesù Cristo il Signore, che è stato sacrificato per ognuno di noi. Provate a immaginare, a dire a un figlio che tu ami: ti devo mettere su quell'altare e ti devo poi sacrificare come si sacrificavano gli animali. Andate a vedere il sacrificio come era fatto. Non era semplicemente una coltellata, lo bruci. No, bisognava dividerlo. Perché Dio gli aveva chiesto, ma lui sapeva che il nostro Dio non è un Dio che mette i sacrifici dei figli, accetta i sacrifici dei figli. Moloch si offrivano sacrifici e si bruciavano all'Iddio, ma Dio no. Però certamente lui ubbidisce al comando del Signore e costruisce un altare. Perché quando noi ubbidiamo al Signore, anche quando non capiamo le cose e costruiamo il nostro altare, cioè stiamo pregando il Signore e diciamo: Signore, non la mia volontà, ma la tua volontà sia fatta, quello è il più grande altare che noi possiamo costruire. Perché è facile costruire una lode al Signore quando tutto ci va bene. Siete d'accordo oppure no? È facile, che bello, il Signore mi ha benedetto, gloria a Dio per il Signore mi ha benedetto. Ma quando le cose davanti a te non le vedi bene, ma Dio ti ha detto: in questo tu mi offrirai un sacrificio, lui lo ha fatto e ha iniziato a mettere le pietre uno vicino all'altro, uno vicino all'altro. E ha guardato suo figlio. E sapete a me quello che mi colpisce nella scrittura è che non trovo nessun verso, Dio non l'ha permesso, nessun verso che Isacco si ricorda di questa cosa. Che dice: però mio padre mi ha portato e mi voleva uccidere. Amava talmente Dio. No, non troviamo niente di questo. Chissà se il Signore in quel momento ha cancellato dalla memoria di Isacco, ha cancellato. Chi lo sa? Non lo sappiamo. Però una cosa è certa, che Dio ci ha detto questo e ce l'ha tenuto davanti a noi presente. E c'è un insegnamento dottrinale. Allora che cosa voglio dirti questa mattina? Quando noi tentenniamo, quando si parla di offrire al Signore il proprio tempo, il proprio denaro, la propria vita, occorre sapere che la nostra offerta esprime la misura della nostra fede e del nostro amore per il Signore e che da essa dipende l'identità delle sue benedizioni. Ben comprese tale principio spirituale Salomone, che nel Tempio appena costruito onorò l'Eterno con le offerte di ben 1000 tori. Dio fu tanto toccato da quella esagerata offerta che quella stessa notte gli apparve per dirgli che avrebbe esaudito qualunque sua richiesta. Salomone gli chiese intelligenza e sapienza per governare il popolo e Dio lo apprezzò tanto che gli aggiunse e gli diede anche ciò che non aveva chiesto, ricchezza e gloria. Salomone fece un altare al Signore, offrì 1000 tori al Signore. Quando noi offriamo la nostra offerta al Signore e la offriamo con tutto il cuore, perché Dio non ci chiede di offrire, non ci chiede di farci i nostri altari in alto, non ci chiede di salire in alto, dice: farmi un altare a terra. E attenzione a non fare questi altari che dopo devi salire questi scalini perché gli altri ti vedono, affinché non si vede la tua nudità, cioè non si vede realmente tu chi sei. Ve l'ho raccontato quella volta, quante volte mi avete sentito dire, ma non mi vergogno di dirlo, perché gli insegnamenti che io ricevo dal Signore li voglio farvi partecipi e non mi vergogno di dirlo. Io venni in chiesa perché ero così arrabbiato per una situazione, per certe cose, e volevo dire la cosa, volevo dire qual era il problema, chi aveva combinato questa cosa, perché l'aveva fatta questa cosa, perché ero stato anche accusato e venivano a dirmi, allora io volevo dirlo. E lo Spirito Santo in quel momento fu così forte con me, parlò così forte e mi disse:
Vuoi che io metto i tuoi peccati in pubblico? Caddi in ginocchio. Signore, perdonami, abbi pietà di me. Stai in silenzio davanti al Signore e aspettalo. Stai in silenzio davanti al Signore e aspettalo. Non a te la vendetta, a me la vendetta, dice l'Eterno. Noi dobbiamo solo fare attenzione, dobbiamo stare in silenzio, dobbiamo a volte anche sopportare, dobbiamo tacere in mezzo a certe situazioni, ma dobbiamo sentirsi al centro della volontà di Dio e non dobbiamo permetterci in nessun caso di entrare in certe situazioni, ma di pregare il Signore e dire: Signore, intervieni in questa situazione, perché tu sai come intervenire, io no, io faccio danni. Attenzione, dice qui, attenzione! Non salire il mio altare per mezzo di gradini affinché la tua nudità non si scopre. E se mi fai un altare di pietra, non lo costruirai di pietre tagliate, perché se tu alzassi su di esse lo scalpello, le contamineresti. È Dio che interviene nelle vite delle persone. È Dio che interviene. Noi dobbiamo solo pregare. Mi state seguendo? A volte noi andiamo decisi di parlare con qualcuno perché vediamo qualcosa che non va. Preghiamo il Signore, perché Dio quando fa le cose le sa fare meglio di ognuno di noi. Quando Dio cambia i cuori. Vi voglio dire una cosa, ma quando Pietro ha rinnegato il Signore, ha spergiurato di non conoscerlo, ci rendiamo conto di chi stiamo parlando? Che era quello più alti di tutti, era quello che ha detto: io non mi scandalizzerò mai, guai, perché il Signore dice: io sarò per voi motivo di scandalo. A me assolutamente no, a me tu non mi laverai i piedi, a me, Signore, io questo, io quest'altro. Quando poi il Signore gli disse: il gallo non canterà, che tu già mi hai rinnegato 3 volte, Simone, non ti conosci ancora, io ti conosco perfettamente, tu credi di essere, ma non sei nessuno. E poi gli dice, dopo 3 anni che ha camminato con lui, miracoli, segni, prodigi, ha camminato sulle acque, ha visto cose incredibili: quando ti convertirai, tornerai indietro e converti i tuoi fratelli. È pazzesco. Ha vissuto vicino a Gesù, ha visto la gloria, l'ha visto sul monte della trasfigurazione, lo ha visto trasformare, ha visto la gloria di Dio, ha visto Gesù che si trasformava, eppure ha detto: chi? Lui? Io non lo conosco, non sono mai stato con lui, non l'ho mai visto, quell'uomo lì, assolutamente. Spergiurare, andate a vedere cosa significa spergiurare. Ma nessuno dei 12, degli 11 rimanenza, nessuno è andato da Pietro e ha detto: Pietro, ma che caspita hai combinato? E io lo dico sempre e lo continuerò a ripetere: se Pietro fosse vissuto ai nostri giorni, l'avremmo cancellato da ogni libro di qualsiasi comunità cristiana evangelica. Tu qua non entri neppure. Ma Gesù è risorto e ha detto a una donna che non erano credute le donne, quando erano andate a raccontare, sono cose che noi non comprendiamo, non capiamo. La donna non aveva nessuna autorità, anche la testimonianza di una donna davanti a un giudice non era affermata, non era accettata, non valeva niente. Gesù compare a una donna e gli dice: andate a dire a Pietro che sono risorto. A chi? A Pietro. Signore, non è grande la misericordia del Signore. Ditemi, non è grande la misericordia di Gesù? È imparagonabile. Quando noi cantiamo imparagonabile, Signore, non è possibile, va contro ogni logica umana. Noi quando qualcuno ci tradisce non lo vogliamo più vedere. Guarda, sì, ma se viene a casa tua c'è quello, io non voglio neanche più, non voglio sentire, non voglio fare. Gesù proprio a lui ha detto: andate a dire a Pietro, sono risorto e voglio incontrarmi con lui, e gli ha preparato una bella cenetta di pesce ai ferri. Lo invita a cena.
E che cosa gli dice? Pietro, ma che caspita, te l'avevo detto io. Pietro. No, ho bisogno di sapere una sola cosa. Non mi interessa nient'altro. Ma mi ami tu? Non importa se tu adesso sei tornato indietro, hai camminato in un certo modo, hai fatto qualcosa, non ha importanza per il Signore. Finché sei in vita, ancora qui sulla terra, c'è la possibilità. Il Signore ti dice, mi ami tu? Mi ami tu? Non sono i tuoi peccati che ti allontanano dal Signore. Non sono quelli. Perché il sangue di Gesù è potente da purificarci da ogni macchia di peccato. Quello che mi allontana da Dio è non credere e lasciarmi convincere dal diavolo che io non posso più avvicinarmi al Signore per le cose che io ho fatto. Non si va all'inferno per i peccati, si va all'inferno per non aver creduto che Gesù Cristo ancora oggi è potente da cancellarmi da ogni macchia di peccato e da cancellare ogni cosa. Davide diceva, non c'era ancora Cristo. E Davide ha detto, come è lontano il Levante dal Ponente, tanto egli ha allontanato da noi le nostre trasgressioni. Si può guardare il Levante dal Ponente? È impossibile. E pensate quanto più con il sacrificio di Cristo. I nostri peccati sono cancellati dal sangue di Gesù. L'Apostolo Giovanni dice che noi abbiamo un avvocato presso il trono della grazia, che se noi confessiamo il nostro peccato, egli è fedele e giusto da rimetterci i nostri peccati. Egli è fedele e giusto. Abbiamo un avvocato e non lo paghiamo. Ti sei mai rivolto a un avvocato? Io una sola volta nella mia vita, perché mi vennero a prendere mentre lavoravo che avevo fatto una rapina, un furto aggravato, uno scasso, ero rubato una Ferrari a Firenze. Mi vennero a prendere e mi portarono con questo articolo addosso. Io non ero mai stato a Firenze, ma persi la carta d'identità e qualcuno fece una rapina con la mia carta d'identità e mi vennero a prendere. I carabinieri, lei Palma Giovanni, sì, di Cannavale Lucia, di Giuseppe Palma, sì, mi dia le mani, venga con me. Che è fatto? Chiamai mia moglie al lavoro e dissi, sto andando in prigione. In quel momento ti vengono in mente i film di Alberto Sordi, no? Diceva è un film. No, non era un film. Era vero. Però quando andai dall'avvocato a Bassano, uno dei più famosi avvocati, perché io non conoscevo avvocato, avevo la mia attività, chiamai al mio commercialista e dice per caso conosci un avvocato? Dice ma quello che io ho non sono penali. Però ho un amico che è giudice a Bassano, l'avvocato Bianchin, che è un giudice, diceva io lo telefono, perché ho detto mi trovo in questa situazione. E lui, come seppe che ero napoletano, mi disse io non ho tempo da perdere. Hai precedenti penali? Parliamoci chiaro. E io dissi io non ho precedenti penali, grazie a Dio. Dice vabbè, allora mando la tua foto perché questa persona è stata in prigione, imprigionata, ha fatto un mese, è uscito e adesso c'è la sentenza finale che deve fare altri 3 mesi di carcere, più c'era, non mi ricordo, 2.500.000. Quindi mi fece la foto, la mandò a Firenze, però questo scherzetto qui mi costò allora 1.800.000 lire. Io dovetti pagare per chiamare un avvocato. Noi abbiamo un avvocato. E che avvocato? Verso il trono della grazia. È un avvocato che non paghiamo niente. E dice noi abbiamo questo avvocato, ma non usufruiamo di questo avvocato presso il trono della grazia. E possiamo dire Signore intervieni, perdonami, pur essendo che il reato lo abbiamo commesso. È differente la cosa, o no? Però ci sottomettiamo a Lui e chiediamo perdono. Signore perdonami, abbi pietà di me, liberami. Allora il sangue di Gesù mi purifica da ogni macchia di peccato. Allora io lo credo. E quella cosa lì non la devo più vivere e rivivere, perché è stata cancellata, non c'è più, non esiste più, perché nel momento in cui il Signore interviene nella mia vita e mi lava, quel peccato non c'è più, perché è stato cancellato dal sangue di Gesù. Se anche io dovessi cadere sullo stesso peccato, non viene contato quello precedente, la legge invece ti condanna, no? Quando c'è qualcosa che tu hai fatto e dicono ci sono già dei precedenti, tu hai fatto questo, ma per il Signore non ci sono precedenti.
perché il sangue di Gesù ci cancella da ogni macchia di peccato. Quello che è successo nella tua vita, se dunque uno in Cristo egli è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, tutto è diventato nuovo. Allora questa mattina voglio lasciarvi con questo pensiero che lo Spirito Santo ha messo nel mio cuore. Alza un altare al Signore, qualsiasi sia la tua situazione. Cerca di avere il tuo altare. Abbiamo visto questi 5 motivi per cui Abramo innalza un altare al Signore, che sono 5 episodi della sua vita che la maggior parte li passiamo tutti quanti noi. Alza un altare, anche se il Signore ti sta chiedendo qualcosa di difficile, come glielo ha chiesto ad Abramo, gli ha chiesto qualcosa di difficile. A volte il Signore ci chiede qualcosa, un passo da fare, ci chiede di toglierci qualcosa della nostra vita, però quello che voglio dirti è che Dio non ti toglierà mai nulla che possa portare benedizione nella tua vita, ti toglie quello che invece non porta benedizione, che a te può sembrare invece che quella cosa ti faccia del bene, invece non è volontà di Dio, perché la volontà di Dio è tutt'altro. A volte quello che noi vediamo, quello che noi pensiamo davanti a noi, il Signore ci ha detto: le vostre vie non sono le mie vie, i vostri pensieri non sono i miei pensieri, perché io ho pensieri meravigliosi per voi e dobbiamo fidarci del Signore. Dobbiamo inginocchiarci davanti al Signore, alzare un altare al Signore per ringraziarlo e per lodarlo, anche per il messaggio di questa mattina. Ringrazialo il Signore, perché il Signore, se mi ha dato questo messaggio, me l'ha dato per te, affinché tu potessi comprendere che Lui ti ama e ti ama di un amore eterno, e sei tu che devi offrire il tuo messaggio, la tua offerta al Signore. Devi credere che Lui è potente da cancellarti da ogni macchia di peccato. Non ubbidire, non ascoltare la voce del nemico, che lui continuerà fino all'ultimo istante della nostra vita a mettere ostacolo nel nostro cammino, a mettere quella sbarra, no, tra le ruote, perché ci vuole bloccare. Loda il Signore con tutto il tuo cuore, offrigli a Dio il sacrificio della lode. Così dice la sua parola, che in alcune circostanze lodare il Signore è un sacrificio. Amen. Avete un inno, sorelle? Avete un cantico da poter cantare al Signore? Vogliamo ringraziare il Signore che questa mattina, anche con una sola chitarra, con 4 voci e con una chiesa che loda il Signore, non è stato bello quel cantico che abbiamo cantato? Che è bellissimo quel canto lì, a me piace moltissimo quello che abbiamo cantato. Gratitudine, è meraviglioso quel canto. Siete d'accordo con me? Alziamoci in piedi, gloria a Dio. Gloria a Gesù. Se qualcuno vuole parlare con me, non avete ancora il mio numero, potete prenderlo, chiamarmi quando volete, sono a vostra disposizione. Alleluia, ma vi invito a chiudere i vostri occhi, inchinare il capo e a chiedere al Signore, dire: Signore, perdonami per quante volte invece io ho voluto fare da me e non ho alzato un altare a te. Quante volte, Signore, ho cercato di cambiare, ho tentato di cambiare qualcuno vicino a me, pensando che avessi fatto solo del bene, ma Signore sei tu che cambi e trasformi i cuori. Signore, aiutami a prendere le pietre come sono e presentarle davanti a te, affinché siano un altare che piace a te. Aiutami, Signore, a prendere queste persone così grezze, così come sono, come tu hai preso me come ero grezzo, Signore, e tu stai lavorando nella mia vita, hai fatto di me il tuo altare. E così il Signore ti chiama ad avere una percezione della realtà dell'altare che a Lui piace. Fammi un altare terreno, non salire in alto, non farti vedere dagli altri la tua capacità, quello che tu sei in grado di fare. Nasconditi dietro alla croce, lascia che si veda il mio figlio, perché è Lui che emana luce, è Lui che salva, è Lui che sana, è Lui che battezza. Alleluia, gloria a Gesù. Santo sei, Signore. Alleluia. Le parole non basteranno mai per esprimerti gratitudine. Questo canto mio certo finirà mentre tu
mio Dio, mai una fine avrai. Le mie mani alzerò e loderò ancora te, perché ciò che ho è un alleluia, alleluia. Sarà poco ma so che è meglio da offrire a un re, è un cuore che canta alleluia, alleluia. Una cosa so, verso te aprirò le mie braccia per adorarti, oh Dio. Le mie mani alzerò e loderò ancora te, perché ciò che ho è un alleluia, alleluia. Sarà poco ma so che è meglio da offrire a un re, è un cuore che canta alleluia, alleluia. Oh anima mia, non essere timida, innalza il tuo canto, perché dentro di te dimora un leone. Alzati e lodalo. Oh anima mia, non essere timida, innalza il tuo canto, perché dentro di te dimora un leone. Alzati e lodalo. Oh anima mia, non essere timida, innalza il tuo canto, perché dentro di te dimora un leone. Alzati e lodalo. Oh anima mia, non essere timida, innalza il tuo canto, perché dentro di te dimora un leone. Alzati e lodalo. Le mie mani alzerò e loderò ancora te, perché ciò che ho è un alleluia, alleluia. Sarà poco ma so che è meglio da offrire a un re, è un cuore che canta alleluia, alleluia. Grazie Signore, grazie. Alleluia, alleluia. Signore, grazie ancora per tutte le cose che oggi hai voluto dire a ciascuno di noi. Grazie per come hai parlato ai nostri cuori, Signore, grazie per come ci hai richiamati, grazie per come ci hai esortati, oh Signore, grazie per come ci ami, Signore. Grazie per come hai cancellato i nostri peccati, Signore, li hai inchiodati lì sul legno della croce, Signore. Grazie perché siamo creature nuove, Signore, in virtù di quel sacrificio che tu hai fatto.
Grazie perché possiamo innalzare un nuovo cantico a Te, Signore, in questo giorno. Possiamo dire veramente alleluia, Signore. Grazie per tutto quello che hai fatto nella nostra vita. Signore, grazie per la parola così come ce l'ha portata il pastore, Signore, e grazie per ognuno dei nostri fratelli, in modo particolare per gli ammalati, per quanti sono in mezzo a noi e sono in sofferenza, Signore. Voglia Tu benedire, Signore, ognuno dei nostri cari. Benedici il nostro rientro a casa, benedici ancora le nostre vite, trasformaci e cambiaci, Signore, perché noi abbiamo bisogno di essere cambiati, di assomigliare di più a Te, di far sì che ognuno di noi possa costruire, Signore, un altare, spendere del tempo alla Tua presenza ogni giorno per essere trasformati e cambiati. Signore, grazie, accompagnaci ancora nelle nostre case e Ti ringraziamo per ogni cosa, Padre, nel nome di Gesù. Amen. Buona domenica a tutti.